Professore Tuzzolino, oggi un momento importante per il nostro territorio per la firma di questo protocollo con varie università del Mediterraneo, ecco, un progetto oserei dire anche molto ambizioso. Sì, è una festa per l'Università di Agrigento e per l'Università degli Studi di Palermo. Devo dire che prende forma finalmente il progetto del magnifico rettore, professore Massimo Midiri, che ha dato molta importanza ai poli territoriali, rilanciandoli, cercando di farli diventare veramente poli di eccellenza, e questo momento è molto importante perché davvero pone Agrigento, l'università in rete della Sicilia occidentale, come un polo che dialoga col Mediterraneo e si pone veramente come cuore pulsante della Università del Mediterraneo, che non è una università istituzionalizzata, ma è una università aperta, che si compone di tante identità, come quelle che sono espresse dai paesi che fanno parte di questa rete, quindi Egitto, Giordania, Tunisia, Marocco, Libano, Palestina. Oggi si riuniscono qui concretamente per lavorare sin da domani a progetti concreti di sviluppo, di ricerca e di didattica, che faranno sì che lo scambio internazionale sia veramente attivo e importante per Agrigento, a vantaggio della città, per gli studenti e per tutti i docenti che lavorano in questo polo. Domani ci sarà un secondo momento della conferenza. Domani ci sarà un secondo momento in cui tutti gli attori di questa organizzazione metteranno sul campo tutte le loro prospettive di sviluppo e progetti concreti che sin da domani potranno partire a vantaggio dei nostri studenti. Professore Midiri, un momento importante oggi per Agrigento, un progetto anche molto ambizioso, la firma di un protocollo che vede i partner gli stati del Mediterraneo. Agrigento è porta, diciamo, aperta per il mondo della cultura internazionale. Certamente è una giornata che fa iniziare un percorso che vuole vedere questo polo territoriale su cui noi abbiamo molto contato, abbiamo fatto grandi investimenti per creare una rete di collegamenti con paesi che rappresentano evidentemente pezzi della cultura mondiale e della storia mondiale. Questo significa creare possibilità di appeal per i nostri ragazzi, che possono intravedere nella possibilità di fare un corso di laurea ad Agrigento una chance per il loro futuro, anche in chiave di lavoro all'estero, ma anche una contaminazione positiva di visiting professor e di studenti che proverranno in relazione a questi accordi quadro presso queste sedi. Il che significa che la sede di Agrigento dovrà essere potenziata in termini di ospitalità alberghiera, in chiave residenziale, anche con un aumento dei servizi correlati. Insomma, il sistema verso l'internazionalizzazione porterà tutta una serie di effetti positivi. I primi segnali sono nettamente importanti. L'aumento degli iscritti quest'anno, che sono arrivati a 400 nuove matricole e a un numero complessivo di studenti che supera il migliaio, ci dà in maniera plastica la contezza che l'interesse della città e delle istituzioni verso questo tipo di progetto è veramente molto elevato. Lei nel suo intervento diceva che le sedi decentrate non sono da meno rispetto alle sedi centrali. No, infatti io non le chiamo sedi decentrate, perché già l'idea del decentrato sta qualcosa che non sta al centro. Li chiamo poli territoriali, perché il polo territoriale deve saltare con la giusta offerta formativa quelle caratteristiche ambientali, storiche, culturali proprie del territorio, quindi paesaggio, architettura, economia circolare, perché Agrigento naturalmente è anche questo, paesaggio e soprattutto riscoperta dei beni culturali e della conservazione dei beni culturali rappresentano dei momenti che sono assolutamente centrali. Oggi è un giorno importante per la nostra Agrigento, si è firmato questo protocollo d'intesa con le università delle nazioni del Mediterraneo, è un'intesa tra paesi del nord e del sud del Mediterraneo, la cultura al centro oggi di Agrigento, si va a corredare, è un tassello fondamentale che si va a corredare a quel grande puzzle che stiamo costruendo per raggiungere il goal finale, che è il progetto della candidatura di Agrigento. Agrigento diventerà un polo universitario di serie A, sarà considerata alla stessa stregua delle altre università italiane. Finalmente i nostri giovani avranno un luogo dove poter maturare e studiare.